La beffa dei fondi FAS per le aree sottosviluppate ha fatto riaffiorare ruggini e malumori mai sopiti contro i vicini. Basta coi privilegi, il leitmotiv della protesta ripartita dal bellunese. Non capisco cosa ci sia sotto. Il capogruppo regionale del PDL non le ha mandate a dire, in questi giorni i suoi colpi hanno sferzato i ministri. Prima Fitto, titolare dei fondi FAS, poi Giovanardi, oggi Tremonti che tiene i cordoni della borsa. Questo piano degli interventi del FAS regionale del Veneto è fermo al CIPE da circa 2 anni, 1 anno e mezzo. E allora, siccome sono soldi che devono arrivare per forza perché sono stati già autorizzati, oltre che la battaglia su Bolzano, che ripeto non serve neanche a ricordare le cifre perché vengono i brividi giù per la schiena, facciamo una battaglia per noi in senso positivo per portarci questi soldi che ci servono. E sono 570 milioni di euro per infrastrutture e servizi del Veneto, di tutto il Veneto. Per questo, ricorda Bond, la battaglia deve essere fatta a Roma, via 20 settembre, sede del CIPE. A battere cassa deve andare il presidente della regione Zaia per primo. Non è possibile continuare a mendicare quanto ci spetta e vedere che di là i denari arrivano con una frequenza disarmante. Capisco la situazione di difficoltà economica, ma ricapisco anche il fatto che per rilanciare questo paese bisogna fare degli investimenti. Quelli sono soldi fatti per fare investimenti. Sul come fare la battaglia le idee sembrano chiare. Prima si cambi la legge elettorale, poi si arrivi alla costituzione di un gruppo veneto stile SVP per difendere gli interessi dei veneti e quindi dei bellunesi. Arriveremo, perché la gente ormai non ha solo le tasche piene, ha anche qualcos'altro di pieno.